La mammografia che cammina a braccetto con l'ecografia, sappiamo molto bene l'utilità e se fatta con una certa tempestività, i risultati che può portare ovviamente, quindi salviamo delle vite. Anche la presidente del Trifoglio Rosa della Lilt di Mestre e la squadra di donne che dopo lo svuotamento ascellare dovuto all'intervento al seno si sono messe a pagaiare per il recupero motorio degli arti superiori, commenta la delibera regionale secondo cui l'ecografia al seno ora è a pagamento. Mi dispiace che ci sia questo tipo di decisione perché mi fa pensare che invece di migliorare, quindi di continuare con la prevenzione per ottenere dei numeri soddisfacenti, qui si rischia di regredire, di tornare indietro purtroppo avendo delle brutte sorprese con il tempo. A nome di tutte le donne la presidente lancia dunque un messaggio. In questo caso non si parlerebbe, a mio avviso, più di prevenzione, ma bensì di una strozzatura di quello che potrebbe essere la normale routine di controllo che una donna si deve sottoporre.